ma i 13 miliardi di euro regalati all'Ucraina, quelli li dobbiamo dare. Scusate, fatemi capire, siamo di fronte a quella che potrebbe essere la più grande crisi energetica della storia. L'Unione Europea ci ha appena bocciato e non ci consente di uscire fuori dalla procedura di infrazione per un eccessivo disavanzo di soli 600 milioni di euro. E quindi l'anno prossimo non potremo spendere di più per sanità, per sicurezza, per lavoro, per energia, per le pensioni, per la ricerca. In compenso però, quei 90 miliardi di regalo all'Ucraina, quelli li dobbiamo fare. E la quota parte italiana sono 13 miliardi di euro che nei prossimi mesi andranno a Kiev. E andranno a finanziare i cessi d'oro, le ville di lusso, gli yacht e qualche serata con le prostitute. Oltre che a una guerra che non avrà mai fine, perché gli si consente di agire con risorse infinite. Nel contempo però i nostri cittadini italiani non arrivano a fine mese e non hanno i soldi per pagare le bollette.